Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta una scoperta sensazionale. Addirittura hanno trovato un buco nero mostruoso, quindi meno male che sta a 15.000 anni luce lontano da noi, ma è una cosa davvero mostruosa. Diciamo che secondo gli scienziati è circa 70 volte quella del Sole, cioè vale a dire 4-5 volte quella che era ritenuta, diciamo, la massa limite, cioè non si pensava che poteva essere mai una cosa così grande, quindi si aspettavano sempre qualche cosa di più piccolo, ma non così immenso. Questo non è diciamo, un buco nero, questo è qualcosa che va al di sopra. Ciao, avvocatella. Quindi diciamo che nella nostra Via Lattea si contano più o meno 100 milioni di buchi neri. Quindi diciamo che per trovare questo gigantesco, mostruoso, come lo vogliamo chiamare, diciamo hanno dovuto fare molte osservazioni da 5 anni e sono arrivati tramite alle conclusioni, quindi osservazioni su osservazioni, che questo ha una massa superiore 70 volte quella del Sole. In fisica questa cosa non può essere spiegata, quindi diciamo che è un argomento, diciamo, un po' strano perché secondo la fisica che noi conosciamo non potrebbe esistere, quindi in realtà ci sta, però con la fisica che abbiamo noi applicata in realtà non ci dovrebbe essere. Vabbè, ma questo ci stanno tante cose che non sapremo mai come mai. No, no, fortunatamente sta molto lontano, però tu immagina 70 volte la massa del Sole, è una cosa proprio indescrivibile. Cioè sarebbe grande più o meno, non dico quanto la Via Lattea, ma questo poco ci manca. Sarebbe proprio immenso proprio, quindi è come se fosse una galassia in effetti. Quindi non sanno come spiegare questa cosa, quindi adesso passano questa palla calda ai teorici, ai quali toccherà spiegare come possa essere avvenuta questa sua formazione. Sì, sì, è proprio gigantesco, meno male si chiama LB-1, quindi diciamo che è una cosa mostruosa, quindi non sanno neanche loro come si è creato e come è fatto, quindi diciamo che è una cosa che non dovrebbe esistere per natura, cioè per fisica. Quindi adesso toccherà giustamente a chi di competenza capire come mai si sia formato. Quindi diciamo 70 volte quella del Sole è una cosa. Tu pensa che il Sole, se mettiamo tutti i pianeti insieme che ci stanno qui, non ce la facciamo a prendere la grandezza del Sole. Tu immagina 70 volte la massa del Solare. Poi calcola che questo inghiotte di tutto e vedi quanto diventa grande. Poi se incontra qualche altro buco nero se lo mangia e diventa ancora più grande. Quindi diciamo che è un mostro. Sì, perché di solito i buchi neri, quelli là grandi, dicono non superano più di 15 volte la massa del Sole. Qua stiamo a 70, vabbè, abbiamo sballato, come dico io, quindi diciamo che questa è una scoperta, ragazzi, cinese, quindi dai cinesi è stata scoperta, quindi ma secondo me c'è stato sempre, da lì c'è stato secondo me da una vita e adesso se ne sono accorti. In effetti per vedere questa qui sono stati usati grandi telescopi, onde, un sacco di roba, non è che l'hanno scoperto subito. In effetti l'hanno scoperto sempre per caso, in effetti loro stavano guardando delle stelle e hanno visto questa cosa strana, gigantesca e non si capiva perché quello poi è invisibile, non lo vedi. Poi al pari di altre cose non emette raggi gamma questo qui, quindi non poteva, ma è appunto dico, è tutto strano, non emetteva raggi gamma e quindi non si pensava che era un buco nero, perché di solito i buchi neri quando attraggono la materia dentro rilasciano raggi gamma, raggi X e quindi poi vanno a vedere e trovano il buco nero. Questo invece no, questo va contro tutte le regole, quindi non si vede questo plasma, questo raggio, nulla si vede. Quindi diciamo che è pauroso perché questo è stato scoperto da scienziati, si chiama Jin-Feng Liu, astrofisico dell'Osservatorio Astronomico Nazionale di Pechino.
Sì, i raggi gamma, sì, sì, quando inghiotte, no, rilascia come un'energia. Quando inghiotte materia, qualche cosa, è come se liberasse un po' di energia e viene registrata. Quindi, perciò loro non lo vedevano, cioè stavano sempre lì a guardare, ma non lo potevano notare perché loro studiavano le stelle, i pianeti abitabili, queste cose qua. L'hanno scoperto così per caso alla fine. Quindi hanno rifatto tutta un'altra volta la teoria, un'altra volta di sé e si trova, è un buco nero. Solo che il problema è capire come è così grande, come mai si è formato, e anche perché con la fisica, quella che sappiamo, non dovrebbe esistere, cioè è impossibile. Quindi adesso passa la palla, come ho detto io, ai teorici, cioè quelli che fanno le equazioni, cioè devono spiegare come si è creato questo buco nero 70 volte la massa del Sole. Quindi adesso lo dovranno applicare in fisica e matematica, quindi una, diciamo, no, no, lì non esce nulla, avvocato, lì qualsiasi cosa entra lì non esce. Ti faccio un esempio, no? Se pure lo bombardassimo con tutti i missili della Terra, li inghiotterebbe subito, se li mangia. Tanto per farti un esempio, eh. Contro questa cosa non ci può buttare niente, neanche la più bomba nucleare che possa mai esistere sulla faccia, oppure che inventeremo più fra 50 anni. Non gli fai nulla, se la mangia. Cioè, questo attira tutto. Questo qui, come sta la situazione? Se il nostro Sole, ti faccio un esempio, sarebbe molto vicino a lui, se lo mangerebbe in un istante, pensa un po'. Quindi inghiotterebbe, se questo qua stava ai confini della nostra Via Lattea, ci inghiottiva a tutti, perché la massa è mostruosa. Questo se cammina si mangia tutto e non ci sta nulla che tu puoi fare per fermarlo, perché è materia oscura, quindi una volta passato quel famoso orizzonte degli eventi, diciamo, non scappa più nulla. Quindi ci puoi buttare che vuoi tu, non gli fai proprio nulla a questo. Perciò si chiama buco nero. Purtroppo nessuno sa cosa ci sta dentro, dove va, se ci sta un'uscita, è solo tante ipotesi, non è. Noi diciamo che un buco nero è una porta parallela per un altro universo, ma dobbiamo sempre vedere se è vero. Quindi non è che lo sappiamo, lo possiamo dire così. No, in effetti di conseguenza se sarebbe stato qui inghiotterebbe prima la Terra del Sole perché veniamo prima noi. Se sarebbe posizionato vicino alla Via Lattea inghiotterebbe Venere, Mercurio, Terra, tutti i pianeti qui, compreso il Sole. E se ci sta Nibiru, pure Nibiru si inghiotte questo. Il famoso pianeta X o pianeta 9 come lo chiamano. No, contro questo non puoi farci proprio zero, nulla. Quindi questo, perciò ho detto, meno male che sta a 15.000 anni luce, quindi ce ne vuole. Pensa che la sua luce che arriva qui adesso sulla Terra è quella di 15.000 anni fa, se viaggiando alla velocità della luce, eh. Cioè questa immagine, ad esempio, questa non è la vera immagine, però quelli che hanno fatto la vera foto, in effetti, che l'hanno immaginata, hanno avuto, diciamo, la foto di 15.000 anni fa, non di adesso, cioè non è in tempo reale. Cioè adesso se io vedo una stella a 100 anni luce, quella era la stella quant'era 100 anni fa. Cioè non è la foto reale che io riesco a vedere, capì? Pure il sole ad esempio, i raggi ci mettono 8 minuti per arrivare sulla Terra, quindi i raggi non sono in tempo reale, in effetti, il sole 8 minuti per arrivare qua ci mette più o meno. Quindi immagina che la foto che hanno fatto oppure diciamo, è di 15.000 anni fa, non di adesso. Perché giustamente per arrivare alla sua luce qua ci impiega, viaggiando alla velocità della luce, 15.000 anni. Quindi è una cosa esagerata. Vabbè, ragazzi, vi auguro buon proseguimento. Ci sentiamo dopo. Voglio fare un aggiornamento per vedere il fatto dell'Albania, se ci sta qualche cosa. Quindi ci sentiamo dopo. Voglio vedere se è salito il bilancio oppure no. Ciao, avvocatella.